Siamo a Castelfranco Veneto, lo stadio è quello mitico del Giorgione, oggi la presentazione con la squadra, con al pubblico presente, insomma Presidente, ci siamo ancora? Siamo qui per ribadire la nostra presenza e comunicare a tutti che siamo fiduciosi anche per il futuro e per quello che ci aspetta, insomma. Se l'aspettava un altro anno così da cominciare in questa maniera? Allora, quando si parte non si fanno dei programmi veri e propri, stabilire un po' le dinamiche non è così scontato. Noi siamo presenti e cerchiamo di fare del nostro meglio per poter sopperire a quelle che sono qualsiasi esigenza che possa arrivare. Le voci vi davano per spariti, poi per ripresi, poi non riusciranno a fare la squadra, invece insomma la squadra l'ha fatta. Eh già, siamo ancora qua, è un po' il nostro detto, quello che ci serve è comunque unità, creare dei presupposti che siano professionali, fattibili, ma soprattutto che siano sportivi. Questo non è un ambito progetto, ma è una cosa molto seria e che ci fa piacere testimoniare con la nostra presenza e stabilità, cioè con un po' la caratteristica che dovrebbe essere di ogni giocatore. Mi riferisco alla caparbietà e alla volontà di far bene e di creare qualcosa di positivo per tutti. Noi che abbiamo radici coneglianesi, il Giorgione e Castelfranco insomma ci accomuna, no? Perché l'importanza di queste due società è fondamentale, quindi essere ancora qui, Presidente, vi dà onore. È tanta roba, ma non devi dimenticare che io ho fatto qualche anno al Conegliano, sì, per cui conosco bene le dinamiche che erano lì della squadra, a cui auguro il meglio e che sicuramente si meritano, ma soprattutto anche per quello che rappresentano nello sport e in modo particolare nella vita del quotidiano, cioè voglio dire che sono presenti, è una società che ambisce a far bene e questo va a onore a loro e sicuramente faranno il loro dovere sicuramente. So che non ama fare proclami, però questa squadra che ha allestito come la vede? Allora, in questo momento è un po' debole sicuramente, è sotto l'ottica, diciamo così, della visibilità, però i ragazzi sono caparbi, noi abbiamo in progetto di portare dentro qualche altro nome e questo magari crea delle aspettative sicuramente buone per noi, sicuramente. Quindi come concludiamo? Che il Giorgione c'è? Il Giorgione c'è e resiste.